Pronti ragazzi? Siamo? Io sono partito. Ok, vai. L'obiettivo e i vantaggi di questi lavori? Beh, assolutamente straordinari come lavori, li avevamo promessi, significa non avere più treni inquinanti diesel, non avere più rotture di carico, quindi i nostri viaggiatori, i cittadini non scenderanno più a Conegliano o a Montebelluna, per fare un esempio, per cambiare treno se dovessero andare a Venezia, un risparmio di circa 15 minuti nella percorrenza e ovviamente linee dirette. Avremo la linea Belluno-Venezia ad esempio, piuttosto che Montebelluna-Venezia. I costi e i tempi? I costi di questa prima fase vale circa 30 milioni di euro, riusciamo già a mettere in sicurezza gran parte del percorso. Pensate che il Conegliano Belluno, che è quello che oggi affrontiamo, nella sua totalità 47 km e 200 metri di tratta, la gran parte di questa tratta comunque già viene affrontata e si finirà tutto entro il 2020, anche perché l'obiettivo che ci siamo dati è chiudere l'anello intero in Veneto e dell'elettrificazione, quindi non avremo più treni diesel. Se posso, il Ministro Stefani sta organizzando gli Stati Generali della Montagna per ottobre e una delle richieste fra le più frequenti era proprio questa dell'elettrificazione. C'era poi anche, è quasi la gemella, quella della banda larga, quindi di una connessione anche virtuale, non solo fisica, questo è il primo esempio. Ci state già lavorando? Ma sì, noi ci stiamo già lavorando, nel senso che la banda larga è già una realtà, nel senso che sono già iniziati fra l'altro molti cantieri e stessa cosa vale per questo. Penso che il cantiere ne dia anche una dimensione plastica di quello che si sta facendo. Questa è una regione che ha cambiato di fatto tutto il materiale rotabile con l'accordo chiuso con Trenitalia, investimenti nelle infrastrutture come in questo caso, quindi portare l'elettrificazione vuol dire pensare alla modernità fino in fondo. Presidente, questi finanziamenti della Regione? Sono 30 milioni di euro e sono soldi delle tasse dei veneti. Abbiamo questo esproprio proletario a livello nazionale che ci porta via 21 miliardi di tasse all'anno, però quota a parte, per fortuna questi 30 milioni di euro riusciamo a investirli. È un sacrificio che facciamo, però lo facciamo volentieri perché significa modernità e soprattutto servizi a territori che spesso sono stati abbandonati e dimenticati. Quindi con questo magari la gente può anche utilizzare ancora di più la ferrovia, diciamo. Ma guardi, idealmente se pensiamo a questi 47 km e 200 metri, sappiamo che al 2020, ma prima per una bella tratta, ma comunque al 2020 un cittadino può salire in treno a Calalzo, quindi ovvero a Belluno, e avrà tutta la tratta elettrificata in maniera tale che avrà un treno elettrificato, non inquineremo più perché non saranno treni diesel, è un treno molto più performante, non scenderà a Conegliano perché se il treno che sta utilizzando è un treno che fa la linea diretta Belluno-Venezia, andrà direttamente a Venezia, cosa che oggi non accade. Ecco Presidente, un'altra domanda, Pedemontana sempre avanti? Assolutamente sì, guardate, la Pedemontana è un progetto del 1990, l'attuale progetto in cantiere è del 2002, la gara è del 2006 e l'aggiudicazione in virtù di una sentenza del Tribunale è del 2009. Noi siamo arrivati nel 2010 e abbiamo recuperato con non pochi sforzi, qui c'è con me l'assessore De Berti, abbiamo recuperato con non pochi sforzi tutta la partita, abbiamo fatto squadra coinvolgendo l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, abbiamo coinvolto la Corte dei Conti, l'Avvocatura dello Stato, addirittura abbiamo nominato come commissario della Pedemontana il vice avvocato generale dello Stato che è l'avvocato Marco Corsini e noi, insomma, se qualcuno vuole vedere carte noi ne abbiamo quintali di carte. Sappiamo solo che la Pedemontana in base alle carte firmate ci deve essere consegnata, finita, ultimata in fine 2020. Ricordo che è la più grande infrastruttura in cantiere oggi in Italia, 94 km e mezzo, 16 caselli, 36 comuni, 2 miliardi 258 milioni di euro di opere.